Signore e signori, buonasera e benvenuti. Un saluto vi giunge dal Florida Sporting Club. Oggi 15ª giornata del girone B di Serie C2, scontro fra Ardia e Smart Working Cisterna. Allora, tutto pronto per il principio della partita, fischietto in bocca per l'arbitro che non tarda a fischiare. Prova ad attaccare, seguiamo prima la possibilità, è arrivata la chiusura, attenzione al possibile contropiede veloce dell'Ardia, il pallone messo dentro e arriva subito la chiusura sul secondo palo, contropiede accompagnato alla perfezione, il gol che porta la firma, se non ho visto male, di Marac. Arriva immediatamente il vantaggio dell'Ardia, adesso è 1-0, spegne sul fondo, tutto questo quando ci siamo lasciati alle spalle 7 minuti circa nel corso della prima frazione di gara. È l'Ardia a condurre il gioco, ora con Marac che riconquista su Ponzo la conclusione del numero 10. E poi attenzione ancora una volta col pallone che rimane lì, ci prova un'altra volta Marac, ma il suo destro è largo. La possibilità di attaccare anche con l'ingresso in campo di Mamadou Fofana che riceve palla proprio adesso, ottimo il dribbling sulla destra, poi calcia con Ponzo che non riesce a chiuderla sul secondo palo. Grande opportunità qui per lo Smart Working, quindi concesso il calcio d'angolo. Seguiamo la possibilità con la conclusione che incrocia una deviazione e poi si insacca. Arriva così il gol dell'1-1 dello Smart Working di Cisterna, firmato Perez Ramirez. Con l'Ardia che recupera il possesso, Marac si appoggia all'indietro, il pallone che transita sul centrodestra, ora di nuovo Marac verso Bernardini, prova a puntare, c'è spazio per calciare, la conclusione che passa sotto le gambe dell'estremo difensore e poi finisce in fondo al sacco. Arriva così il gol dell'1-1, del 2-1 dell'Ardia, firmato dal suo capitano, firmato Bernardini. Smart Working di Cisterna a provarci adesso con l'obbligo di riportarsi in parità quanto prima possibile. Fofana dentro da Ponzo, c'è l'intervento sicuro da parte di Massimiliano Colelli. A dire il vero Ponzo avrebbe dovuto far di meglio da quella posizione, servito tutto solo sotto porta. Il pallone già fuori per Perez che non riesce a proporlo verso il compagno. Attenzione perché c'è ancora spazio, Perez anticipato, attenzione perché c'è tantissimo spazio in avanti per l'Ardia, la conclusione, il dribbling e poi il mancino vincente, quello di Feisosa Vasconcello, che vale il gol del 3-1 dell'Ardia. Non ha potuto ricevere il pallone sulla sinistra, dunque Perez prova a puntare, se la sposta sul destro, occhio a Perez, la mette dentro e tutto buono, è stato evitato il gol dalla collaborazione fra Bernardini e Colelli. Ora attenzione perché c'è un'altra possibilità che porta al gol del 3-2, la firma è di Chianese, cambia il parziale nuovamente, adesso si riporta a -1 lo Smart Working, il gol è di Chianese. Arrivano qui due fischi del direttore di gara, 3-2 il parziale alla fine dei primi 30. Allora arriva qui il fischio d'apertura della ripresa. Allora tutto pronto per l'esecuzione, la rincorsa del capitano verso la porta ed è un gran gol quello che porta il risultato sul 4-2. Ardia che torna nuovamente sul doppio vantaggio dopo 2 minuti nel secondo tempo con il bolide su calcio di punizione del suo capitano, di Daniele Bernardini. Intanto attenzione alla contropiedi di Caltagirone che va dentro, poi il pallone proposto su Marac che non riesce a chiuderla. E allora tutto pronto per la battuta, la rincorsa breve questa volta con il pallone servito a Marac, dentro da Caltagirone si chiude la combinazione ma il tiro di Marac viene ribattuto, poi occhio dall'altra parte, c'è la chiusura di Bernardini. Cisternini ora con lo stesso Chianese, cerca un riferimento, appoggia poi il pallone all'indietro, quindi Fofana sulla sinistra, si lascia alle spalle Bernardini, poi taglia il campo in orizzontale, cerca uno scarico, lo trova su Ponzo, quindi Pizzoli ad accompagnare sulla sinistra, occhio dentro perché Chianese si gira e va a calciare Corelli la prima volta, ma la seconda è vincente il mancino di Pizzoli, si torna a -1, adesso è 4-3. Allora ancora una volta Sciarretta intento a far rispettare le distanze, adesso il fischio
con la rincorsa di Ponzo verso la porta e trova un gol meraviglioso, quello del 4-4, con dunque il risultato che torna in parità al 14° di gioco. Ponzo. Il pallone verrà scodellato con l'Ardea che può giocarlo partendo dalla propria metà di campo. Con Feitosa subito la pressione su di lui, la gira bene, poi riesce ad affidare il pallone a Caltagirone. Occhio perché c'è un po' di spazio per il numero 9 che si libera, poi tutto regolare nella modalità con cui gli è stata portata via la sfera. Occhio a Ponzo che calcia, Colelli stavolta la fa sua. Fatto su da Malafronte, poi il contropiede che porta alla combinazione dentro l'area fra Petrilli e Ponzo. È il numero 10 a servire il numero 16 e dunque con il gol di Petrilli si porta in vantaggio lo smart working di Cisterna. E allora attenzione al fischio, la rincorsa di Marac, il destro del numero 10 che spiazza Malafronte e mette dentro il gol del 5-5. Siamo 5-5 con il gol che ancora una volta è firmato Simone Marac, che aveva cominciato la sua prestazione. Intanto attenzione al pallone subito recuperato, Caltagirone, il mancino, Malafronte salva. Tanto vediamo se c'è spazio poi per proseguire il discorso, non mi sembra il caso perché l'Ardea può attaccare. Occhio a Chianese che recupera il pallone e calcia, e questa volta l'intervento di Colelli è determinante, che con l'ausilio del palo va a sventare l'insidia. Arrivano qui 3 fischi del direttore di gara, finisce in parità lo scontro fra Ardea e Smart Working di Cisterna, risultato finale 5-5. E allora siamo qui con Daniele Bernardini, il capitano dell'Ardea. Oggi il suo contributo è stato non solo di 2 gol ma ottima prestazione al referto nel 5-5 finale. Allora Daniele, ti faccio subito i miei complimenti, voglio un commento a caldo sulla tua prestazione e sulla partita più in generale. Innanzitutto ti ringrazio per i complimenti. Commento a caldo sulla partita e sulla mia prestazione. Dico, la mia prestazione è stata utile al raggiungimento della mancata vittoria, diciamo, un pareggio che ci portiamo a casa contenti, dai, visto l'andazzo delle ultime prestazioni, malattie, infortuni, allenamenti precari, ci accontentiamo del pareggio, prendiamo questo pareggio e andiamo avanti così. D'altra parte anche un pareggio che arriva contro la capolista, contro la squadra che sta dominando il vostro girone. Ti voglio chiedere, eravate riusciti all'inizio del secondo tempo a portarvi sul +2, poi lo smart working vi ha riagganciato, vi ha anche scavalcato, quindi il 5-5 finale. Secondo te per quale motivo non siete riusciti poi a gestire la partita sul doppio vantaggio? Allora, innanzitutto facciamo i complimenti all'altra squadra perché se stanno lì sopra un motivo c'è, quindi facciamo i complimenti allo Smart Working perché sono veramente una bella squadra. Noi ci abbiamo messo del nostro a complicarci la vita perché è una squadra, diciamo che siamo una squadra giovane, dai, con poca esperienza, quindi un po' poca malizia. Però va bene così, dai, un pareggio contro la capolista ci può stare. Allora va bene così, anche perché a guardare la prestazione comunque è stato un ottimo lavoro quello messo in campo dalla squadra di Tallarico. Ti voglio chiedere su cosa deve puntare l'Ardea per cercare di dare il massimo nelle partite restanti. Io penso che questa squadra, nonostante tutte le difficoltà di quest'anno, partenze, come dicevo, malattie, giocatori che non ci sono più per vari motivi, io faccio i complimenti a tutti i ragazzi della mia squadra perché veramente con questa testa e oggi possiamo ancora puntare a qualcosa. Non dico la vittoria del campionato perché ormai penso che il campionato vincerà lo Smart, se la giocano Smart e Heracles secondo me il campionato, però questo gruppo può puntare ai playoff, sì. E allora alla fine si è sbilanciato Bernardini. Io rinnovo i miei complimenti al capitano dell'Ardea, un saluto ed un ringraziamento. Arrivederci.